Buonasera a tutti, bentornati nei nostri studi per l'appuntamento serale di approfondimento. In questa parte della stagione televisiva vogliamo tornare a parlare della pandemia, in particolar modo di questa seconda ondata e cercare di capirne di più, insomma, su questo virus, su come si sta comportando e soprattutto a che livello anche di stress sta sottoponendo le strutture sanitarie della nostra regione. Saluto gli ospiti di questa prima parte di trasmissione che sono l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, buonasera. A voi. Benvenuto in studio, così anche a Giuseppe Grigoni, presidente dell'Uneba Liguria, buonasera. Buonasera a lei e a chi ci sta seguendo. L'Uneba è la voce degli enti del settore sociosanitario e non solo, quindi educativo, sociale, assistenziale, servizi alla persona, quindi parleremo delle strutture RSA, ma non solo, per cercare di capire anche come in questi spazi si sta vivendo questa seconda ondata della pandemia. Subito però con l'assessore Giampedrone, allora avete commentato ancora poco fa in diretta i dati di oggi, allora ha visto il titolo della trasmissione, all'inseguimento del virus. In Liguria come sta andando? Lo stiamo ancora inseguendo o si comincia a vedere qualche segnale positivo? Lo si sta bloccando questo virus in qualche modo? Io direi che gli ultimi giorni ci fanno dire che lo stiamo iniziando a contenere e questo è un dato assolutamente positivo, l'ha detto anche il Presidente, abbiamo uno degli RT che sta scendendo di più in tutta Italia, il che non significa che i nostri ospedali non siano ancora sottoposti a una forte pressione, perché come voi sapete stiamo raggiungendo quel plateau che è quella, diciamo, zona alta della curva del virus che inizia a appiattirsi prima o poi di iniziare, speriamo prima possibile, a scendere. Ciò significa che tutte le azioni che stiamo mettendo in campo, io credo anche quelle che sono state messe in campo prima dell'ultimo DPCM, l'abbiamo fatta a La Spezia, l'abbiamo fatta a Genova, iniziano a portare dei risultati. Ovviamente con una attenzione a livello sanitario, che è quello più sotto pressione, che non deve mai venire meno, con il tracciamento che deve essere sempre aumentato, pur con numeri che iniziano a diventare importanti di difficile diciamo tracciatura, e questo è il quadro su cui stiamo lavorando ogni giorno, cercando di sgravare il più possibile i nostri ospedali anche di persone che sono ricoverate, che sono certamente positive e che però hanno un quadro clinico diciamo stabile o comunque non grave o meno grave di altri, con i Covid hospital piuttosto che con le strutture dedicate. Ecco, lei dice l'RT piano piano sta scendendo, la percentuale tra tamponi e positivi in realtà sta salendo, però com'è la situazione? Totti in questi giorni sta dicendo speriamo di tornare presto alla zona gialla, c'è questa fiducia quindi nei numeri? Ma guardi, i parametri sono 21 e come voi sapete sono matchati dal Comitato Tecnico Scientifico e validati dal Ministero della Sanità, anche senza un confronto con le regioni. L'RT è il grado di accelerazione, se vogliamo definirlo in termini, come dire, abbastanza comuni per capire che cos'è l'indice RT del virus, e quindi la moltiplicabilità del virus rispetto alla sua funzione di potersi propagare. E avendoci un RT, diciamo, che si avvicina sempre più all'1, questo ci fa, come dire, propendere per il fatto che comunque alla velocità, diciamo, è ancora forte, come se fosse una macchina che va ancora veloce in autostrada, ma è una macchina che non sta più accelerando, il che significa che le azioni intraprese sono certamente azioni buone. Il Presidente dice se l'RT scende sotto all'1 iniziamo a poter ragionare col governo di un dato molto significativo, ovviamente matchato con altri dati sensibili come quello delle percentuali di positivi sui tamponi, piuttosto che l'indice di mortalità, tenendo anche conto però dell'indice demografico molto alto per quanto riguarda l'età media della Liguria, per provare a respirare anche dal punto di vista commerciale, cioè a convivere fra una pandemia che è tuttora in corso e la necessità di far vivere il nostro commercio, le nostre aziende, che sappiamo è altrettanto importante. Certo, allora a Giuseppe Grigoni invece subito la domanda su come sta andando invece nelle RSA che in questo periodo anche nel nostro territorio, in particolar modo del Levante, ci risultano particolarmente colpite. Qual è dal suo punto di vista la situazione in questo momento? Guarda, intanto riprendo quanto detto dall'assessore Giampedrone, che saluto. Insomma, intanto anche per noi il sentire che l'RT sta diminuendo è un elemento positivo.
Per quanto Bene. riguarda però poi le misure di prevenzione all'interno delle strutture, nulla cambia, sono sostanzialmente, senza esagerare con l'enfasi, però le strutture, le RSA per anziani, ma lo ricordo sempre, le comunità per la disabilità, le comunità psichiatriche, quelle per la dipendenza, le comunità per minori, rappresentano un po' una prima linea rispetto a questa ondata epidemica, e quindi, per quanto il quadro generale possa migliorare, e ne siamo molto felici, le misure all'interno delle strutture dovrebbero rimanere le stesse. Quindi massima soglia d'allerta, c'è un sistema di diagnosi sia sugli operatori che sugli ospiti, che ci porta a monitorare costantemente quella che è la situazione, e continuiamo così. Ecco, in particolar modo come state affrontando questa seconda ondata? Cioè, anche per far capire alla gente, certo ci sono i contagi, però appunto il rispetto delle regole comunque è alto, lo sta anche ricordando. In questo momento le strutture appunto come si comportano? Allora, rispetto alla prima ondata ci sono degli elementi di differenza che io direi tutto sommato possiamo giudicare positivi. Un elemento, diciamo, a favore, e anche questo riguarda l'assessore Giampedrone, riguarda la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Se noi a febbraio e marzo faticavamo a reperire i dispositivi di protezione individuale, oggi questi sono disponibili ed è uno degli elementi fondamentali. L'altro elemento fondamentale è quello diagnostico, dicevamo dei tamponi, sia quelli antigenici, poi so che ci sarà il dottor Zoppi che meglio di me potrà dire di questo, però sia i tamponi rapidi che i tamponi molecolari oggi sono uno strumento alla portata delle strutture. Costantemente all'interno dei nostri servizi pratichiamo questi tamponi sul nostro personale, sui nostri ospiti. Questo ci permette anche ancora di tenere aperti i servizi semiresidenziali ed è l'elemento, insomma, fondamentale. Una terza condizione importante, che è una condizione organizzativa che abbiamo approntato nella prima fase della pandemia, è stata quella di creare all'interno delle nostre strutture delle zone di isolamento, meglio dette buffer, in cui le persone vengono collocate laddove ci siano dei sintomi oppure laddove ci sia la necessità di un nuovo ingresso. Colgo l'occasione per precisare che nelle strutture residenziali cosiddette extraospedaliere, quindi le RSA e le altre strutture che abbiamo nominate, oggi non si entra con un tampone positivo. Oggi nelle strutture residenziali si entra sia dall'ospedale piuttosto che dal domicilio, si entra esclusivamente con un tampone negativo e si entra collocati in queste aree buffer, in queste zone di isolamento. Quindi credo che il sistema si sia elevato da un punto di vista della sicurezza. Sì. L'altro riferimento importante a cui stiamo partecipando come strutture sociosanitarie, coloro che ne avevano, come dire, i requisiti organizzativi e di personale e anche di ambiente, di locali, è stato mettere a disposizione degli spazi sostanzialmente autonomi per accogliere quelle persone positive che magari provengono dall'ospedale, che non hanno bisogno di una particolare assistenza sanitaria, ma prima di rientrare al domicilio hanno bisogno di una fase intermedia. Molte strutture a livello ligure hanno dato la disponibilità, lo ripeto, praticamente sono reparti completamente isolati, sono strutture a cui si accede in modo autonomo, gli operatori lavorano solo all'interno di quel reparto, certo. Tutto è reso esclusivo per quello. E anche questo è un buon modo per collaborare in questo momento. Ecco, assessore Giampedrone, a proposito di strutture extra ospedaliere, a che punto siamo in Liguria? Si stava parlando appunto del Covid Hotel a Genova, una struttura in partenza anche alla Spezia, insomma, qual è la situazione? Ma intanto mi faccia, come dire, sottolineare che il lavoro dell'RSA, di tutti gli operatori, è un lavoro encomiabile, sono state spesso al centro dell'attenzione della prima ondata, della seconda ondata, ma a loro tutti bisogna veramente guardare con il giusto riconoscimento di un lavoro straordinario che stanno facendo nelle loro strutture, così come tutti gli operatori sanitari lo stanno facendo nei nostri nosocomi, nelle strutture ospedaliere. Noi stiamo cercando di supportarli, anche l'RSA quando ce n'è bisogno, con situazioni di strutture esterne alla struttura ospedaliera piuttosto che all'RSA che ne ha bisogno, per ovviamente una bassa intensità, cioè per pazienti che hanno una necessità di cure, lo dicevo prima, non media intensità e non terapia intensiva, e che possono quindi essere curati in strutture dedicate. Siamo a 270 posti in tutta la Liguria
costruiti e dedicati direttamente come protezione civile, sono a disposizione di tutte le ASL e ovviamente anche di tutte le strutture sanitarie per sgravare o di situazioni che consentono di rompere un cluster, magari, come dire, si sta meglio in un isolamento anche di un RSA potendo spostare una persona anche non autosufficiente, perché abbiamo anche garantito questo tipo di servizio, ma che si riesce, diciamo, a spostare rispetto a una situazione di non positivi che possono essere non a rischio, piuttosto che invece sgravare di letti di ospedale di bassa intensità di persone che magari sono andate all'ospedale in pronto soccorso con dei sintomi lievi e che poi nel corso, diciamo, della terapia e del ricovero potrebbero tranquillamente andare a casa, ma perché per motivi vari, o perché uno ha una famiglia promiscua o per spazi, diciamo, troppo angusti, non si riesce a garantire quell'isolamento. Questa è la nostra funzione che stiamo mettendo in campo, al netto ovviamente della tenda diciamo di supporto al San Martino, che è una tenda di protezione civile, una tenda che noi usiamo sostanzialmente nelle emergenze di protezione civile a cui siamo abituati purtroppo a dare grandi risposte, e che però dà 24 posti in supporto al pronto soccorso del San Martino, ma gestiti direttamente dall'azienda, diciamo, sanitaria ASL 3 e direttamente dal personale del San Martino. Ecco, adesso avete trovato una struttura su Genova e una su Spezia, si è partite con queste due strutture? No, sono 3 su Spezia, 70 posti, okay. L'ultima è partita oggi, sono 36 posti, sono le suore madrepie della Spezia, 100 su Genova aumentabili a 150 in caso di necessità. Su Genova abbiamo anche un primo piano dedicato ai bambini positivi, che sono bambini che vengono da percorsi già, diciamo, di bambini svantaggiati, quindi senza famiglia piuttosto che in situazioni di difficoltà. Abbiamo pensato anche a loro. Su Savona invece abbiamo 100 posti in una struttura, diciamo, RSA convertita e dedicata solo ed esclusivamente all'utilizzo della bassa intensità Covid della protezione civile, in cui ci sono però 26 posti di questi 100 per non autosufficienti. E è quello che dicevo prima rispetto ovviamente a dare un po' di respiro anche quando ce n'è necessità alle RSA, se ne hanno bisogno per smontare dei cluster o per alleggerire il peso dei positivi che eventualmente sono ospiti di alcune strutture. E in ASL 4 com'è la situazione? Avete trovato qualche struttura per il post-Covid? Al momento direi che la copertura sull'ASL 4, cosa che invece non avevamo fatto nella prima ondata pandemica con alcune strutture dedicate, la stiamo garantendo sia con l'ASL 5 che con l'ASL 3. Questo è il supporto, diciamo, di strutture che noi riteniamo abbiano un equilibrio regionale. Se ci fosse la necessità, ovviamente siamo a disposizione della struttura emergenziale sanitaria per cercare anche strutture direttamente in ASL 4, ma direi che tutti i cittadini di quella ASL sono ampiamente garantiti perché abbiamo copertura con 270 posti in altre strutture di province vicine che possono assolutamente ospitarli in caso di necessità. Ecco, cosa ne pensa di questo Grigoni? Tra l'altro è stato fatto anche un bando per le RSA, eventualmente appunto per ospitare pazienti, però appunto com'è la situazione qui sul nostro territorio per quanto riguarda il vostro settore? Allora, confermo che è stata richiesta una manifestazione di interesse agli enti gestori che avevano però quei requisiti di cui parlavamo, quindi dei reparti isolati, del personale dedicato, sia per le persone non autosufficienti, sia per persone con problematiche psichiatriche. Quindi la Regione sicuramente ha messo a disposizione risorse che hanno incontrato delle disponibilità là dove queste possibilità c'erano. Io credo che nel nostro territorio, nel territorio del Tigullio, non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità, non ci sia stato accesso, diciamo, a questo bando, perché nelle nostre strutture sostanzialmente non ci sono questi requisiti, quindi o la disponibilità di uno spazio da dedicarsi, uno spazio che si riveli poi completamente autonomo rispetto all'altra parte di struttura, oppure non ci sono disponibilità di personale, ed effettivamente quello delle disponibilità di personale è una un po' delle criticità che sta contraddistinguendo questo momento particolare. Certo. Ecco, Assessore Giampedroni, ha sentito Grigoni quando diceva appunto del lavoro nel RSA, del personale anche che manca, forse come protezione civile si può fare qualcosa o comunque è stato fatto poco nei mesi precedenti a questa seconda ondata, secondo lei?
Guarda, io non voglio far polemica col governo, mi verrebbe troppo facile su alcuni elementi come i banchi a rotelle e quant'altro, ma siamo dentro un'emergenza. Io sono abituato quando siamo in emergenza anche di altro tipo a fare il mio lavoro, a cercare di farlo al meglio. E le dico che una delle difficoltà principali che hanno avuto anche ovviamente le nostre strutture esterne è stato quello tanto non di trovare la disponibilità della struttura stessa, ma di dotarle di personale. Noi ci occupiamo prettamente dei servizi alla persona, ovviamente come protezione civile non facciamo certamente il servizio sanitario, ma abbiamo preso strutture che ci consentono l'accompagnamento, diciamo, chiave in mano del paziente che va dentro, perché lo ricordiamo, sono sempre strutture che diventano strutture per Covid positivi e quindi dedicate. Abbiamo appena diciamo varato anche una richiesta che è quella di poter avere personale medico militare che ci consenta di andare ad esempio a lavorare su strutture che stiamo aprendo, penso quella del padiglione C del Galliera, di cui diciamo è cronaca di queste ore, stiamo lavorando per aprirlo fra questo fine settimana e l'inizio della settimana prossima. Non avendo il Galliera personale disponibile, attraverso il tavolo del Dipartimento Nazionale, che ringrazio sempre per la disponibilità, abbiamo fatto richiesta di poter avere personale militare dedicato a quel tipo di padiglione. Nelle nostre strutture esterne in questo momento c'è personale privato, e quando dico personale privato dico personale medico, personale ovviamente anche di carattere assistenziale, quindi sociosanitario, e ovviamente tutti i servizi alla persona che sono garantiti dalla nostra protezione civile. Ecco Grigoni, c'è stato nei giorni scorsi un incontro in regione con il presidente Toti. Quali sono state in un flash, insomma, le richieste da parte vostra per poter proseguire in questa situazione e le risposte naturalmente della regione? Sì, venerdì scorso c'è stato questo incontro col presidente Toti nella duplice, triplice veste di presidente della regione, assessore alla sanità e anche assessore al bilancio. E naturalmente col commissario straordinario di Alisa, il dottor Locatelli, insomma, come enti gestori liguri, quindi come un insieme di soggetti che hanno cercato di fare sintesi proprio per rappresentare al meglio le proprie criticità. Grosso modo rappresentiamo un 15.000 posti letto a livello ligure e un 10.000 addetti. Indubbiamente alcune situazioni si stanno un po' protraendo nel tempo. Abbiamo atteso l'esito delle elezioni correttamente, abbiamo atteso gli incarichi che il Presidente ha affidato, anche gli incarichi assessoriali, quindi immediatamente lo stesso giorno in cui si è costituito il Consiglio regionale noi abbiamo presentato al Presidente Totti una richiesta di incontro anticipando degli elementi di difficoltà. Un elemento di difficoltà che è conosciuto, condiviso, riconosciuto, ben conosciuto dall'assessore Gianpedrone è la carenza di personale infermieristico. Questo con chiarezza non significa ricercare dei colpevoli su questa situazione. Le radici di questa difficoltà sono distanti nel tempo. Oggi dobbiamo dirci che questo è un problema del nostro sistema sanitario. Devo dire non solo regionale, ma del sistema sanitario nazionale. Cioè c'è una carenza di personale infermieristico. Le stesse ASL, le stesse aziende ospedaliere hanno difficoltà ad assumere, stanno quindi ricercando e facendo offerte sul territorio per reperire queste figure professionali e ahimè spesso queste richieste vengono fatte al personale che opera nelle strutture accreditate e alcuni di questi accettano perché comunque una proposta di lavoro nel pubblico è sempre una proposta di grande interesse. Questo era uno degli elementi su cui abbiamo ragionato col presidente Totti, che devo dire è stato molto attento alle nostre considerazioni. È stato un incontro che è durato quasi 2 ore e abbiamo insieme ragionato anche su delle possibilità che permettono di allargare delle maglie di filtro sulle figure professionali che in tempi ordinari sono più che lecite, ma in tempi straordinari forse vanno ripensate. Quindi abbiamo immaginato, ma ne abbiamo appena parlato e ci siamo rimandati a questa settimana per gli approfondimenti, per sviluppare delle attività formative destinate agli operatori sociosanitari che, come da norma nazionale, potrebbero svolgere delle funzioni sgravando delle stesse il personale infermieristico. Dopodiché si è anche parlato di nuovo un tema nazionale che è quello dell'apertura nel nostro territorio all'impiego di personale infermieristico che ha fatto percorsi di studi fuori dai paesi dell'Unione Europea, e va bene,
è un discorso tecnico, e poi si è arrivato a un altro discorso che comunque ci riguarda come RSA, cioè le RSA a partire dal mese di febbraio, dico le RSA generalizzando perché in verità tutte le strutture residenziali si sono trovate in questa situazione, cioè noi siamo trovati a fare un lavoro che forse non era il nostro. Noi siamo fatti per fare comunità, per mettere insieme le persone. I nostri centri sono diventati dei centri a camera stagna, ad altissimo tasso di isolamento, mettiamolo così. Per fare questo abbiamo dovuto apportare delle modifiche strutturali, ci siamo dotati giustamente dei dispositivi di protezione individuale, abbiamo aumentato la presenza di personale sanitario, certo, come è naturale, e abbiamo attrezzato delle zone cosiddette di isolamento, impiegando in quelle zone di isolamento un personale completamente dedicato. L'insieme di tutte queste azioni, come è facile comprendere, ha costituito un aumento di oneri economici anche, e di questo abbiamo, come dire, messo al corrente il presidente Toti, il quale ci ha invitato a un confronto tecnico col commissario straordinario di Alisa, probabilmente nelle prossime giornate, per poi un incontro insieme a lui. Insomma, l'attenzione e la disponibilità c'è stato tutti, le criticità non sono semplici, non ci aspettiamo bacchette magiche perché facciamo gestione, sappiamo che le bacchette magiche non ci sono, certo. È importante condividere e ricercare insieme delle soluzioni. Ecco, Grigoni ha una domanda da rivolgere a Giampedrone, così in chiusura. Allora, la domanda all'assessore Giampedrone è quali riscontri ha a livello nazionale sulla possibilità di reperire del personale di sostegno per le RSA e per le altre strutture residenziali, sia medico che infermieristico, perché nella passata ondata abbiamo avuto, come dire, degli interventi significativi. Oggi ci piacerebbe essere informati proprio di questa filiera, no? di bisogno, di solidarietà rispetto a un'esigenza che è oggettiva, certo, su cui non possiamo fantasticare. Assessore? Ma direi che la domanda è assolutamente calzante e pertinente. Noi abbiamo appena ricevuto una disponibilità che abbiamo girato al comparto di Alisa, che è una disponibilità derivante da bandi di protezione civile. Come sempre facciamo quando ci arrivano disponibilità di questo tipo, noi li mettiamo immediatamente nella disponibilità del sistema sanitario, che poi decide come distribuirla a seconda delle esigenze e delle necessità. Ho detto e sottolineo al dottor Grigoni che abbiamo anche deciso di provare a mettere in campo il materiale militare, diciamo che è vasto nel nostro paese, per dare risposte con personale medico e infermieristico, per momento su un progetto dedicato che è quello del Galliera, il che non significa che come tavolo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile non si possa provare anche lì a sfondare questa strada, che può essere una strada anche di supporto per l'RSA. Al momento la nostra disponibilità è stata data ad Alisa sulla base del reclutamento avvenuto dal Dipartimento Nazionale. Mi auguro che nei prossimi giorni questo personale venga prima valutato e poi schierato al meglio a seconda delle varie esigenze che si manifestano sul nostro territorio. Ben consapevole che la richiesta sarà sempre di più rispetto alle attuali disponibilità e che magari sono persone che fanno già questo mestiere in altre strutture, in altre parti della regione, che vengono invogliate per qualche mese a fare questo tipo di azione perché, come dire, con qualche bonus di retribuzione e comunque con una valutazione temporanea per la durata di questa seconda ondata pandemica. In attesa della terza, io spero che non ci sarà, mi auguro, come dire, che si possa anche aprire quei cordoni molto chiusi di personale infermieristico che arriva dopo il percorso di studi e che possa finalmente trovare in questa emergenza anche una risposta positiva dentro le nostre strutture. Allora, stiamo per ascoltare la testimonianza di una persona che è guarita in questi giorni dal Covid, è uscito dall'ospedale. Prima di salutare i miei ospiti, un'ultima domanda a Giampedrone. Appunto, dicevamo, questa è la situazione della Liguria ad oggi. Come dobbiamo immaginare il mese di dicembre, soprattutto il Natale? Perché appunto lei prima citava anche le categorie economiche. C'è forse il rischio di un lockdown nazionale? Non si sa, però comunque lei come vede la situazione e la tenuta delle strutture, quindi qui nella nostra regione?
Io sono un positivo di natura e quindi voglio sperare che tutte le misure che noi stiamo adottando adesso serviranno per fare un Natale che sia il più normale possibile. Questo me lo auguro con tutto il cuore, me lo auguro sia per la situazione sanitaria, che vorrebbe dire che è in netto miglioramento, e anche per tutte le attività e per i numerosi cittadini che stanno facendo sacrifici oggi. Tutto questo sta anche ai comportamenti che noi adottiamo oggi. Mi faccia anche dire che in mezzo a tutte queste azioni istituzionali ci sono 3 regole fondamentali che non ci dobbiamo mai dimenticare di ripetere fino allo sfinimento: provare a stare il più distanti possibili, lavarsi le mani e indossare la mascherina. Questi elementi sono fondamentali per permettere, diciamo, di fare il Natale più normale che tutti noi ci auguriamo. Dopodiché ci sono molte, come dire, sirene negative: farete un Natale chiusi in casa, nessuno potrà vedere i parenti. Io credo che bisogna affrontare giorno per giorno, come si fa nelle emergenze, cercando di guardare al domani anche con un pochino di fiducia. Certo. E se i dati andranno così migliorando, sono convinto che sarà un Natale perlomeno nella normalità, senza grande, come dire, situazioni di feste, di assembramento, ma con una normalità che tutti auspichiamo. Bene, grazie Assessore, buon lavoro. A presto. Ecco, Grigoni, prima di salutarci anche noi, stavamo ricordando proprio il rigore nel rispetto di alcune regole. Effettivamente anche nell'RSA, dove questo è stato applicato fin dall'inizio, qualche risultato l'ha dato, come chiudere fin da subito alle visite, ad esempio. Questo qualche risultato l'ha dato, secondo lei, almeno nella prima ondata? Ma sì, io penso di sì, che sicuramente è stata una misura preventiva dolorosa, perché poi abbiamo passato 3 mesi con questo sistema di chiusura. Ho ben presente le voci dei genitori rammaricate per non poter vedere i loro figli, o viceversa i figli per non poter vedere i loro genitori. È stata una misura che doveva essere presa e che sicuramente ha prodotto i suoi risultati. Stiamo rientrando di nuovo in questa dimensione. Io credo che, guardi, oggi nelle strutture residenziali la misura preventiva che dà maggiore garanzia rispetto agli ospiti è la grande responsabilità degli operatori. È la grande responsabilità degli operatori. Sono loro che sanno di dover rispettare queste norme, anche al di là del loro impegno professionale, e lo stanno facendo con grande dedizione. E poi purtroppo il virus è molto diffuso e quindi non lo si può bloccare in assoluto. È cambiato un po' l'obiettivo rispetto alla prima fase. Oggi dobbiamo imparare in un qualche modo a intercettarlo immediatamente. E questo grazie ai tamponi, alla collaborazione con l'AS, col dottor Zoppi, che seguirà in puntata, che è veramente una persona che ha dato una grande disponibilità a tutte le nostre strutture. Lo stiamo cercando di fare. Mi permetto un piccolissimo spunto, perché avete citato il Natale prima. Nuovamente, nelle nostre strutture non sappiamo cosa accadrà a Natale, ma dico la migliore delle garanzie perché sia un buon Natale passa ancora per i nostri operatori, che sono certo che saranno capaci di stare vicino ai nostri ospiti, alle persone che gli sono affidate, saranno capaci da fare da tramite con i loro familiari e saranno capaci di organizzare delle giornate che siano di festa, anche se in una piccola bolla protettiva. Certo, è giusto ricordare che l'impegno che sta dietro e tutto questo lavoro, insomma, che noi adesso non possiamo raccontare, ma che c'è dietro le strutture ospedaliere, le strutture come la vostra. Grazie Grigoni e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Allora, saluto, l'ho anticipato prima, Grigoni, avremo il dottor Zoppi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 4, ma saluto anche il dottor Paolo Bonanni, docente di igiene all'Università di Firenze, epidemiologo, che abbiamo collegato proprio per affrontare poi il tema della diffusione del virus, ma anche sulle regole di igiene che citava prima il nostro assessore Gianpedrone. Buonasera, dottor Bonanni. Buonasera a voi. Ecco, 3 regole, no? Distanziamento, pulizia, l'utilizzo della mascherina. In un flash, poi andiamo ad ascoltare la testimonianza. Le sembra che finalmente queste 3 regole siano entrate nella testa delle persone oppure c'è ancora tanto da fare? Ma nella testa della maggioranza delle persone sì, direi. Però il problema è che i tanti responsabili che adottano queste misure di prevenzione in maniera corretta sono messi in pericolo da una piccola frazione di persone irresponsabili. Mi riferisco al fatto che soprattutto l'uso delle mascherine è un uso
che da parte di alcuni, ma io insomma, giravo per strada anche nelle scorsi giorni e vedevo persone che comunque per strada, anche in situazioni di affollamento, avevano una mascherina sotto il mento, oppure una mascherina sotto il naso, oppure ogni tanto si tiravano giù la mascherina magari per non interloquire con il loro vicino, magari a mezzo metro, oppure ancora persone che tranquillamente fumano fuori da qualche locale chiacchierando con la mascherina abbassata o perché stanno bevendo magari una birra. Ecco, insomma, sono tutti questi comportamenti che al di là di quello che le persone pensano, perché forse qualcuno pensa di essere immune dal virus, ma sono quelli che poi portano al contagio. Quindi il problema è che questi mezzi sono molto efficaci, veramente molto efficaci, ma vanno adottati sempre e con uso corretto del mezzo di protezione e di impedimento della diffusione del virus. Quindi le mascherine vanno portate sopra il naso costantemente quando si è in una situazione di affollamento. Quindi questo direi che è la cosa importante. Ovviamente, oltre al sono fatto regole che non vengono osservate, dicevamo, è una cosa molto semplice, tutti lo possono fare, eppure ci fermiamo proprio ad un aspetto davvero facile poi da eseguire, eppure nel farlo notare si rischia spesso di essere esagerati. sì, si rischia anche di essere presi un po' a male parole, perché qualcuno che ci prova dice, ma insomma, fai gli affari tuoi, però ecco, questo comportamento indica una diseducazione di alcune frange della popolazione e una irresponsabilità verso se stessi anzitutto, perché di questa malattia ovviamente si hanno conseguenze gravi, soprattutto nelle persone anziane, malate, croniche, ma anche ci sono casi in cui vanno in terapia intensiva persone più giovani e qualche giovane ci muore pure, quindi è una questione di responsabilità nei confronti della propria salute e anche di quella delle frange della popolazione più deboli, perché se noi contraiamo un'infezione, magari uno è anche giovane, la fa anche in forma sintomatica, ma la porta in famiglia, la porta al genitore, la porta al nonno e ci sono casi di decessi proprio portati dalla irresponsabilità di qualcuno magari più giovane che ha portato l'infezione in famiglia. Torneremo a parlarne tra pochissimo. Adesso saluto Francesco Bruzzo, presidente della Società Economica di Chiavari. Buonasera, benvenuto in trasmissione. Che da qualche giorno è rientrato a casa dopo essere stato ricoverato in ospedale per Covid. Allora le chiedo subito intanto come sta e quali sono state le conseguenze, ecco, di questa degenza e del fatto di aver avuto il Covid. Da un punto di vista medico credo di essere completamente a posto, salvo qualche verifica che dovrò verificare a fine mese e quindi poi portarla giustamente là dove mi hanno curato. Da un punto di vista psicologico senz'altro sto superando questo momento importante che mi ha visto effettivamente diciamo molto in qualche modo caricato di farmaci, di interventi. Ora l'evoluzione della malattia nel suo caso? Come scusi? Com'è stata l'evoluzione della malattia nel suo caso? Cioè come è cominciata e poi appunto come è evoluta? Ah, ecco, dunque, io credo che si sia svolto tutto molto rapidamente. L'abbiamo affrontata in due, con mia moglie, siamo entrambi 75 anni, quindi con quelle notizie che venivano divulgate sul fatto che l'età assommata a una serie di patologie avrebbe potuto anche risolversi negativamente. Direi che noi proprio per quello siamo stati 8 mesi abbastanza isolati, diciamo. Ho sempre pensato al veleno nella coda di queste ondate che continuano. E purtroppo qualcosa si è verificato e non ho capito bene dove. Purtroppo ecco, la prima che si è ammalata è stata mia moglie e quindi dopo addirittura 3 tamponi, di cui uno positivo e 2 negativi, di cui l'ultimo dell'ASL, è stata convinta ad andare giusto in ospedale
siamo stati entrambi ricoverati al centro epidemiologico di San Martino, quello che risponde forse al più conosciuto professor Bassetti. Ecco, direi che aver portato mia moglie alla prima autoambulanza è stato veramente struggente, anche perché avrei voluto essere io il primo ad andare in ospedale. Per fortuna la sua degenza è durata 5 giorni, l'hanno riportato a casa e purtroppo a quel momento ho dovuto darle il cambio perché nel frattempo i sintomi si sono rivelati tutti pertinenti. Ecco, io vorrei diciamo riassumere la mia esperienza sotto 2 aspetti. Un aspetto scientifico che riguarda le condizioni e la preparazione di questo padiglione specializzato per manifestare tutta la mia ammirazione per come viene condotto, per le cure che vengono somministrate, che sicuramente sono all'avanguardia, di avanguardia, e per i mezzi puntuali che ti consentono di essere in massima sicurezza e capire, anche se non si è del settore, che si è in buone mani e che sicuramente di lì si esce meglio che in altre parti. Parliamo di questa situazione naturalmente da fuori, lei che l'ha vissuta invece da dentro, quindi entrando nel reparto, quindi racconta di equip preparate, di una situazione di grande preparazione, di grande lavoro da parte dei professionisti, è così? Certo, e direi che noi genovesi che siamo abituati al mugugno dovremmo forse di più vantarci di avere strutture come quella che sono veramente all'avanguardia nazionale. Questo l'ho potuto appurare personalmente e tra l'altro i risultati sono stati molto rapidi e direi che nel mio caso non credo sia stato del tutto facile, perché mi è stata diagnosticata al primo giorno una polmonite bilaterale e quindi con grande mancanza di ossigeno, e quindi è stato, diciamo, sono stato ripreso prima di finire in terapia intensiva. Certo. Ecco. Allora, resti un attimo in collegamento, che saluto il professor Giorgio Zoppi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 4. Buonasera, benvenuto in studio. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, stiamo ascoltando questa testimonianza che ci porta a parlare proprio del lavoro che c'è alle spalle di questa seconda ondata. Allora le chiedo subito come sta lavorando il Dipartimento di Prevenzione, anche con quali difficoltà in questo momento così delicato della pandemia, dottor Zoppi. Ma dunque, noi siamo intervenuti già dalla prima ondata, quindi da fine febbraio-marzo. Il nostro intervento ovviamente era con le forze che avevamo a quei tempi, ecco, che eravamo diciamo impegnati in altre attività, quindi con lo stesso personale noi abbiamo affrontato la prima ondata, che in realtà, voglio dire, si è tradotta anche in una serie di tracciamenti, come ci veniva detto, diciamo, dal Ministero della Salute, però con numeri non elevati. Ecco. La seconda ondata è stata una tragedia, perché in realtà con l'aumento del numero dei tamponi fatti, quindi con l'evidenziazione di positivi in grandi numeri, come noi in ASL 4 come in tutto il resto del paese, chiaramente il nostro lavoro si è decuplicato, quindi per un periodo nei giorni scorsi siamo andati in tilt, quindi non riuscivamo più a fare tracciamenti e a fare, diciamo, quello che veniva detto a livello nazionale e regionale, e quindi, diciamo, per un periodo di una decina di giorni questa cosa l'abbiamo affrontata, diciamo, in maniera non completa. Poi ovviamente anche grazie all'intervento dei nostri amministratori diciamo, il problema si sta risolvendo, perché, diciamo, abbiamo
impiegato tante altre professionalità, sia del Dipartimento di Prevenzione, non propriamente del nostro servizio, ma anche di altri servizi, e soprattutto ci è stato fornito personale sia medico che infermieristico, sia anche amministrativo, e in questo momento cerchiamo di tracciare tutti i casi che vengono segnalati. Noi abbiamo 1600 casi in questo momento, ad oggi, di positività, un centinaio ricoverati in ospedale, ma molti sono anche quelli che sono contatti stretti di casa, quindi noi abbiamo dato un migliaio di persone che sono, diciamo, sotto il nostro controllo, perché effettivamente sono contatti stretti di casa. Quindi il nostro lavoro, diciamo, è molto impegnativo in questo momento e lo stiamo portando avanti, diciamo, in maniera abbastanza completa. Ecco, saluto Francesco Bruzzo, le volevo chiedere se dal punto di vista della sua esperienza, di quello che anche ha visto nella gestione della pandemia, vuol condividere appunto qualche aspetto con il dottor Zoppi, che appunto descriveva questo momento di forte pressione e di lavoro per il Dipartimento. Ma non so se voi sapete che io sono anche presidente di una residenza protetta, che è il Morando di Chiavari, che grazie al cielo è rimasto al momento indenne, perché tutti i filtri sono assolutamente tecnicamente sostenibili, ma una piccola dose di fortuna deve sempre essere. Ecco, ho sentito prima del mio intervento delle dichiarazioni molto attinenti. Credo che ci sia veramente, stiamo scontando noi stessi, una grossa mancanza di personale che viene reclutato da più fonti, e non è una cosa semplice da sostenere, però bisogna far fronte. Certo. Ecco, per il resto, certo, forse io guardandola da un punto di vista di una struttura che è stata in qualche modo indenne, non ho visto momenti particolarmente difficili. Noi, grazie al cielo, abbiamo una responsabile tecnica, un medico che è anche direttrice di quella struttura di cui si parlava a Genova, per cui credo che in materia siamo abbastanza ben accompagnati. Certo. Ecco, io però, ecco, se mi permette, volevo anche concludere la mia testimonianza parlando dell'aspetto umano. Io credo che, ho parlato di quello, diciamo, scientifico, ma di quello umano credo che non solo, diciamo, nel padiglione delle malattie effettive, ma anche giusto in tutte le nostre strutture ci sia molto bisogno. Cioè, diciamo che il confronto con un personale che ti vuol bene, che manifesta una naturale simpatia e comunque una grande disponibilità per il paziente, è fondamentale, soprattutto in questi giorni dove non c'è nessuna certezza. Certo. Io quella l'ho avuta, e secondo me è fondamentale anche l'apporto della famiglia e di tanti amici che ti fanno trascorrere le giornate in maniera più che serena, perché serena forse non andrebbe neppure bene, ma di grande simpatia. E io ricordo per esempio che i miei cari mi hanno fatto assistere in videoconferenza al derby, e poi altre piccole testimonianze che comunque mi hanno accompagnato dalle 7 di mattina alle 11 di sera, e se non c'erano quelle c'era sicuramente un sentimento che tu percepivi attraverso forse anche la preghiera per chi ci crede, e penso che è stato un momento che ho pensato che anche se avessi dovuto morire non sarei morto da solo. Ecco, io questo lo dico, è la mia testimonianza, non certo per stimolare nessuno ad andare a provare ad essere curato lì, ma perché non posso che esprimere tutta la mia ammirazione e il ringraziamento che non so come riuscirò a onorare nei confronti di chi
accompagnato per questi giorni. Grazie per questa sua testimonianza, Francesco Bruzzo. Grazie e buona serata. Ecco, dottor Bonanni, proprio perché c'è in gioco questa umanità e questo grande lavoro da parte dei medici e non solo che sono in campo in questa seconda ondata della pandemia, quanto è importante appunto il rispetto delle regole, proprio perché è vero che c'è una larga fetta di asintomatici e così via, però se cresce la popolazione contagiata, cresce anche quella percentuale di popolazione che poi va appunto in ospedale e nelle strutture, quindi anche questo è da tener conto, dottore. Assolutamente sì. Il professor Palù di Padova, virologo, sottolineava qualche giorno fa l'importanza degli asintomatici e delle persone che non manifestano sintomi particolari. E sono tante, diciamo, quelli che non vanno in ospedale ricoverati in maniera pesante con gravi complicanze sono circa un 95%. Però c'è, a fronte di quel 95%, un 5% che viene ricoverato, di cui poi un decimo circa va in terapia intensiva. Quindi noi dobbiamo considerare che quando i numeri diventano veramente molto alti, purtroppo c'è una fetta percentualmente piccola, ma se i numeri sono veramente imponenti, diventano quelli che poi rendono sovraffollati i reparti ospedalieri, soprattutto le terapie intensive, là dove se non ci sono posti sufficienti per tutti si rischia veramente che qualcuno non possa ricevere le cure indispensabili per potersi salvare. E quindi è proprio questo il punto di criticità. Sì. Non dobbiamo arrivare al punto in cui ci sia un'occupazione eccessiva dei posti letto e soprattutto di quelli nelle terapie intensive, dove veramente si lotta per sopravvivere a una polmonite che è veramente importante e che mette in pericolo veramente la vita soprattutto delle persone più anziane con patologie croniche preesistenti. Ecco, lei qualche mese fa in un'intervista al Corriere della Sera aveva detto: attenzione, non buttiamo via quello che di buono è stato fatto in questi mesi, riferendosi naturalmente all'estate. Le sembra che sia stato buttato via qualche cosa, non si sia fatto abbastanza? Ma ritorno al discorso che facevo all'inizio. In estate abbiamo beneficiato di un patrimonio che è stato quello che ci ha lasciato il lockdown, cioè il lockdown nei mesi da marzo a maggio è stato molto severo. Noi abbiamo abbassato notevolmente il valore del tasso di contagiosità, siamo riusciti ad arrivare a dei livelli molto bassi, però poi abbiamo pensato che fosse tutto finito, forse anche dal punto di vista psicologico in modo comprensibile, cioè quando si è passato un periodo di particolare criticità si può magari giustamente dire, beh, insomma, l'abbiamo scampata, a questo punto torniamo alla vita normale. E lì è stato l'errore probabilmente, perché, ripeto, soprattutto in alcune frange, in giovani, ma non soltanto i giovani, perché io questi comportamenti un po' irresponsabili li vedo anche in persone adulte, che hanno pensato che, insomma, tutto sommato, la richiesta di portare la mascherina nei luoghi affollati, negli esercizi pubblici, nei ristoranti, nei bar, fosse un'indicazione tutto sommato eccessiva di qualcuno che ci voleva mettere dei limiti. Invece, se avessimo seguito quelle poche indicazioni, quindi lavaggio delle mani frequente, oppure con i gel idroalcolici l'igienizzazione delle mani, distanziamento il più possibile e mascherina, ripeto, perché su questo io voglio puntare, vorrei che veramente le persone lo capissero, le mascherine vanno indossate sopra il naso costantemente, perché altrimenti non serve, facciamo altrimenti un atto puramente simbolico. Probabilmente la poca attenzione a questo tipo di indicazione molto semplice, e poi direi che ci si può anche abituare ad una piccola limitazione della nostra libertà come la mascherina, pur di preservare la salute nostra e degli altri. Purtroppo alcune persone ancora oggi le vedo un po' come se sentissero Superman, cioè io posso anche abbassarmi la mascherina tanto a me non prende, e poi sono proprio quelli che portano l'infezione da tutte le parti e la diffondono. Ecco, dottor Zoppi, venendo alla ASL 4, in questo momento come sta funzionando il tracciamento? Quali sono anche i punti dislocati sul nostro territorio per la questione naturalmente dei tamponi? Beh, innanzitutto diciamo che noi abbiamo un grande rapporto diretto con i medici di medicina generale e i pediatri, nel senso che sono loro i primi a osservare, diciamo, se una persona o un bambino ha una sintomatologia che possa ricondursi al coronavirus. E quindi, diciamo, il medico e il pediatra segnalano direttamente su una piattaforma regionale
il fatto diciamo, che ci sia una persona che può essere indirizzata verso l'effettuazione di un tampone. I tamponi fortunatamente in questo periodo vengono diciamo, richiesti e la risposta è abbastanza rapida e immediata. Nel giro di un paio di giorni si riesce a fare diciamo, un tampone sia a domicilio sia nei punti nei cosiddetti drive-thru, nel senso che sono posti sia a Rapallo che a Lavagna in cui vengono fatti i tamponi direttamente dalla propria automobile, semplicemente abbassando il finestrino. E ci sono tantissimi posti diciamo, previsti in questi drive-thru, ma anche abbiamo attualmente 3 squadre tamponi che vanno a domicilio a effettuare diciamo, i tamponi nei soggetti che ovviamente hanno una sintomatologia, che ovviamente devono isolarsi, è la prima cosa da fare. Poi il tampone positivo viene segnalato al nostro servizio che lo prende in carico, fa diciamo, un tracciamento, come ripeto diciamo, dopo un periodo di difficoltà adesso stiamo cercando di recuperare il tempo perduto e quindi diciamo, il tracciamento deve essere fatto in tempi rapidi. Si pone così in isolamento sia la persona con positività al tampone che i contatti stretti. Noi facciamo un'indagine epidemiologica, in caso di contatti stretti si ovviamente raccomanda di rimanere isolati al proprio domicilio senza venire a contatto. Ecco, un po' di ritardo c'è, comunque è fisiologico, perché noi vediamo anche le persone sui social lamentarsi, no, che passano dei giorni, tanti giorni prima di avere un tampone, qualcuno addirittura non riesce a farlo. Si verifica effettivamente questo? Come vedi, c'è stato un periodo in cui questi servizi abbiamo troppo sotto pressione, siamo andati un po' in ecco. Stiamo cercando di recuperare questo tempo per cui diciamo una visita richiesta dal medico curante per fare anche una visita domiciliare da parte delle cosiddette squadre registrate, che sono proprio medici addestrati per fare visite a domicilio, in questo momento nel giro di un paio di giorni vengono fatti. Ma anche i tamponi vengono richiesti ed eseguiti in tempi abbastanza rapidi in questo momento e i risultati nel giro di 24, massimo 48 ore ci arriviamo, quindi i tempi sono ritornati nella media diciamo con un periodo sufficiente per fare un tracciamento tempestivo dei casi e quindi un isolamento tempestivo. Cosa ne pensate dei test rapidi che per esempio vogliono essere varati in Veneto? Ne ha parlato il governatore Zaia, questi tamponi fai da te. Possono essere un utilizzo, come dire, buono, in più, che può servire oppure no? Non so, professor Bonanni. Chiede a me? Sì, entrambi, insomma, professor Bonanni, cosa ne pensa? Ma diciamo che ci sono una serie di nuovi mezzi diagnostici che si stanno sviluppando in questo momento e credo che ci aiuteranno ad avere una maggiore facilità nell'esecuzione diciamo, dei test in maniera più rapida e più massiccia. Ovviamente tutti i test nuovi che vengono messi in commercio o comunque sperimentati e provati devono essere validati per quanto riguarda la loro sensibilità, quindi vuol dire che non devono dare troppi falsi negativi e la specificità, cioè non devono dare troppi falsi positivi. Certo. Quindi diciamo, i test che sono stati sviluppati recentemente, per esempio quelli antigenici, hanno dimostrato che su larghi numeri, per esempio per un utilizzo negli aeroporti o in situazioni di screening nelle scuole, comunque là dove c'è un grande affollamento potrebbero essere utilmente diciamo, adoperati, e là dove ci sia magari una positività poi si va a fare una conferma col classico tampone molecolare, quello che vediamo fare la maggior parte delle volte anche nei drive-thru. Certo. Dottor Zoppi, per quanto riguarda invece il vaccino anti-influenzale, c'è stato un momento di stop, non erano arrivati tutti, poi forse ne arrivava un secondo stock. Adesso com'è la situazione anche da questo punto di vista? Beh, intanto diciamo, commento sul fatto diciamo, che l'anti-influenzale ha avuto un grosso successo e la vaccinazione è stata interpretata giustamente come una prevenzione di una malattia che potrebbe far sovraccaricare i servizi sanitari nel periodo in cui probabilmente girerà ancora il coronavirus, e quindi
da questo concetto che è stato assunto un po' da tutti, si è verificata quasi una corsa alla vaccinazione, soprattutto per le categorie a rischio, quelle previste dal Ministero della Salute, ma soprattutto gli anziani che diciamo si sono vaccinati in numeri ben superiori a quelli dell'anno scorso. Noi abbiamo acquistato il 60% in più di vaccini rispetto all'anno scorso e stiamo adesso in difficoltà perché effettivamente c'è il rischio che di non riuscire a portare a termine la campagna. Un messaggio che devo dare è che i vaccini per gli over 65 anni ce li abbiamo, noi termineremo diciamo, la campagna il 22 dicembre e sicuramente avremo la possibilità di vaccinare tutti. Anche i medici di medicina generale hanno avuto i loro vaccini, probabilmente daremo ancora delle dosi ai medici per completare tranquillamente la campagna. Siamo in difficoltà in questo momento per diciamo, nei soggetti al di sotto dei 65 anni. Questi effettivamente se l'industria farmaceutica non mette a nostra disposizione ulteriori dosi di vaccino potremo andare in sofferenza tra un paio di settimane. Questo purtroppo è così. Certo. Ecco, professor Bonanni, ora si parla tanto del vaccino anti-Covid che è in preparazione, in particolar modo almeno 3 aziende hanno presentato i risultati in questi giorni, l'ultima notizia, quella di oggi, della Moderna, che addirittura coprirebbe a un 94,5%. Dal suo punto di vista, lei anche nella commissione delle vaccinazioni del Ministero della Salute, come vede ecco, questo aspetto dei vaccini anti-Covid? Dobbiamo illuderci? C'è tanta strada da fare ancora? Ma no, non è questione di illudersi, il problema è quanto ci vorrà per avere un numero di dosi sufficienti per coprire larga parte della popolazione italiana e mondiale. Diciamo che probabilmente nei prossimi 1-2 mesi potrebbero arrivare già delle dosi di vaccino, ma saranno in numero chiaramente insufficiente per coprire tutte le richieste. Dovremo fare delle liste di priorità e quindi innanzitutto penso che saranno vaccinate gli operatori sanitari, le persone più anziane, le persone con malattie croniche che mettono a rischio di gravi conseguenze nel caso venga contratta l'infezione. Poi per avere un numero di dosi sufficienti, quindi stiamo parlando di centinaia di milioni o addirittura qualche miliardo di dosi, io credo che questo sarà, se tutto va bene, qualcosa per la fine della primavera, inizio dell'estate. Però ci vorrà un grande sforzo e tra l'altro ci sono dei problemi da risolvere che sono quelli della logistica, cioè un conto è avere 100 milioni di dosi in un magazzino centrale, in un grande congelatore, in un grande frigorifero. Un altro conto è distribuirle sul territorio e abbiamo visto che ci sono alcuni vaccini che sono più facili da distribuire perché possono essere conservati a temperatura di frigorifero, altri che invece necessitano di un congelamento a -80 e quindi questi creeranno sicuramente un po' più problemi dal punto di vista dello stoccaggio e della distribuzione. C'è un'altra cosa che dobbiamo dire. Non sappiamo ancora esattamente questo concetto di efficacia che ci è stato proposto a cosa corrisponda, perché un conto è se un vaccino previene la malattia e le sue complicanze, ma non l'infezione, cioè non lo stato di portatore nasale e faringeo, e quindi quel vaccino, nel caso proteggesse solo dalla malattia ma non dall'infezione, sarebbe un vaccino che protegge individualmente il soggetto dalle conseguenze più gravi, ma permetterebbe al vaccinato di continuare a diffondere il virus. L'ideale sarebbe avere invece dei vaccini che, oltre a proteggere dalla malattia, proteggano anche dall'infezione, cioè il vaccinato non è più neanche portatore nel naso del virus e quindi la persona vaccinata è uno stop, è un blocco alla diffusione dell'infezione. Quindi se ci vacciniamo in tanti si istituisce quel meccanismo della protezione comunitaria, detta anche immunità di gregge, che farebbe, diciamo, in caso di vaccinazione di tanta parte della popolazione, bloccare la circolazione. A quel punto avremo possibilità veramente di far tramontare definitivamente la pandemia. Ecco, in base a quello che è stata anche la storia di queste pandemie, lei teme una terza ondata? Se ne sta già parlando, però appunto non ci sono naturalmente dei riferimenti scientifici, anche che poi il virus ci ha insegnato insomma, che tutto può cambiare dall'oggi al domani, non si conosce ancora bene questo virus, però c'è questa possibilità, questo rischio? Ma la possibilità c'è. Ora io diffido sempre di chi in questo campo manifesta certezze granitiche.
Purtroppo dobbiamo ricordare che questo virus noi lo conosciamo da 10 mesi. In 10 mesi abbiamo già imparato tanto, ma abbiamo ancora tantissimo da imparare, quindi conosciamo alcune cose, ma alcune cose le ignoriamo. Quindi prevedere oggi, nella situazione in cui siamo, in una situazione ancora di mancanza dei vaccini, almeno in quantitativi sufficienti per tutti, non sappiamo cosa potrà succedere. Certamente è possibile che ci sia una terza ondata, così come potrebbe anche succedere che la terza ondata non si verifichi. Ecco, purtroppo nessuno di noi in questo momento, cioè chiunque dica ci sarà o non ci sarà, secondo me usa la palla la sfera di cristallo e non sta ragionando in termini scientifici. Dal punto di vista scientifico in questo momento non siamo in grado di dire se ci potrà essere una terza ondata o meno. Quello che lei diceva è interessante, perché dal punto di vista della comunicazione della pandemia forse qualcosa in questi mesi si è sbagliato, perché effettivamente sentiamo, no, virologi da una parte o dall'altra esprimere tante, come diceva lei, certezze granitiche ancora in questi giorni, no? Si sono dati alcuni riferimenti che sembrano anche molto precisi, come addirittura una data di picco di questa seconda ondata e così via. E anche i numeri forse ci sembrano a volte, come dire, non proprio così sintomatici della situazione. A volte dare un numero appunto può non significare nulla. Ecco, anche in questo forse si è sbagliato in qualche modo. Sì, allora, tanto si è sbagliato a minimizzare il rischio di una seconda ondata. Diciamo, fare delle previsioni su quando possa essere il picco della seconda ondata non è così, come dire, strano, perché ovviamente noi vediamo in questo momento le dinamiche della seconda ondata, quindi vediamo quel valore RT, quindi diciamo, la riproduzione del numero dei casi di infezione nella popolazione, ma ecco, secondo me in questo momento un tipo di comunicazione sbagliata è quella di dare come prima notizia ai telegiornali e ai notiziari il numero dei positivi in termini assoluti. Dire oggi ci sono stati 35.000 casi, domani ce ne sono 29.000 e poi il giorno dopo ce ne sono 40.000. Ma tutto questo è fuorviante se non si dice quanti tamponi sono stati fatti. Quindi quello che è più interessante, e purtroppo lo stiamo dicendo da tempo, cioè non è tanto il numero assoluto, perché è logico che nel fine settimana, quando si fanno meno tamponi, i numeri calano e poi il martedì ci dicono che sono riaumentati. E quindi c'è questo balletto e questa diciamo, sensazione di sollievo la domenica e il lunedì e di disperazione il martedì. Ma è una comunicazione sbagliata. Noi dobbiamo dire quanti sono i positivi sul totale dei tamponi effettuati e quant'è questo indice di riproduzione, questo indice di contagiosità che negli ultimi giorni è andato calando. In Liguria certamente è andato calando in maniera abbastanza importante. Quindi diciamo che bisogna anche imparare come esperti della comunicazione, anche i giornalisti, devono imparare a dare quello che è il dato che ci dice veramente se l'infezione è in calo, è in una fase di plateau o è ancora in fase di ascesa. Io credo che in questo momento, se i dati degli ultimi giorni verranno confermati, potremmo dire che siamo nella fase di plateau, quindi nella fase più alta della curva ma che non incrementa ulteriormente, e speriamo che dopo un certo numero di giorni in cui saremo in questo plateau si possa vedere l'inizio della discesa. Quindi questo è abbastanza prevedibile se quel trend che abbiamo visto negli ultimi giorni, negli ultimi 5-6 giorni, verrà confermato anche nei prossimi. Bene, allora in conclusione, dottor Zoppi, per dare ancora un ultimo sguardo sul nostro territorio, quali sono in questo momento i settori, diciamo, che vi preoccupano di più? Abbiamo visto prima l'RSA, ultimamente abbiamo avuto qualche dato anche legate al mondo della scuola, qualche classe nuovamente con dei casi, degli isolamenti, delle quarantene. Ecco, quali sono insomma gli aspetti che in questo momento vi vedono più concentrati? Beh, sicuramente gli RSA hanno diciamo soprattutto verso la metà di ottobre diciamo dei problemi di infezione, nel senso che il virus si è infiltrato anche qui probabilmente sicuramente dall'esterno, ma anche e soprattutto diciamo a causa del personale diciamo che non ha adottato all'esterno della struttura le stesse misure di prevenzione che vengono adottate in maniera scrupolosa all'interno della struttura. Questo ha fatto sì che, mi sembra, 9 strutture si siano infettate in questa fase, anche con numeri abbastanza importanti. Vediamo sicuramente che diciamo, gli ospiti delle strutture di ricovero per anziani soprattutto sono persone fragili, quelli che sicuramente soffrono di più quando diciamo, il virus si infiltra in una struttura, ma anche diciamo, nelle scuole. Io ritengo che le scuole siano sicure diciamo, dal punto di vista
diciamo della trasmissione intrascolastica, ma è il comportamento dei giovani e dei bambini, anche diciamo di tutti gli studenti al di fuori diciamo dell'ambiente scolastico, che preoccupa, nel senso che le misure che vengono adottate scrupolosamente a scuola devono essere adottate anche all'esterno, quando si esce dalla scuola, ma anche diciamo nei pomeriggi in cui si passeggia per le strade, diciamo, si fa l'attività, ecco. Quindi sicuramente adesso vedremo il risultato. Noi siamo in zona arancione, sicuramente c'è stata una riduzione di assembramenti, forse anche passato il concetto diciamo di queste misure che devono essere adottate da tutti, sempre dai più giovani in particolare, perché sono quelli che possono diciamo trasmettere all'interno della famiglia il contagio alle persone più anziane e più fragili. Questo è sicuramente un messaggio che deve passare. Tra poche settimane sarà Natale, quindi già si sta parlando di veglioni, di pranzi, di cene, quindi sarà sicuramente un momento in cui avere molta attenzione. Allora io vi ringrazio, il professor Paolo Bonanni, il dottor Giorgio Zoppi, tra l'altro so che vi conoscete, il professor Bonanni è genovese di origine, quindi vi abbiamo fatto incontrare in diretta. Sì, anche ciao Giorgio. Bene, ciao Giorgio, è un piacere di averti visto. Grazie per la vostra testimonianza, la vostra professionalità e buon lavoro, a presto. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Prima di chiudere un messaggio che ci arriva da un telespettatore da casa, una constatazione sulla situazione che stiamo vivendo, dice sarebbe stato opportuno da inizio segnali della pandemia, quindi circa un anno fa, potenziare la sanità, i posti letto, l'ossigeno, le mascherine e così via, potenziare i trasporti pubblici, assumere medici ed infermieri, mettere al sicuro le fasce deboli all'RSA e potenziare anche le disinfestazioni condominiali e stradali e così via. E gli assembramenti, si poteva fare molto di più volendo invece di distruggere l'economia e scaricare le colpe a noi cittadini. Troppo comodo, oltre la beffa il danno. Grazie anche a chi ci ha seguito da casa, dunque chi ci invia i messaggi direttamente su Torna lunedì prossimo. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata, a presto.